Buongiorno dal telegiornale del quotidiano La Nazione Siciliana, le notizie della Sicilia in 3 minuti. Giunta Schifani al lavoro, rimpasto solo rinviato. Il rimpasto, enfatizzato più dalla stampa che dal presidente Schifani, ovviamente è rinviato, ma sembra che non si dovrà aspettare molto affinché i nodi arrivino al pettine. Qualcuno ne ha letto le premesse ieri nell'assenza dell'assessore Scarpinato e nell'uscita anticipata dalla sala giunta dell'assessore Turano. Schifani è stato chiaro nelle scorse settimane riguardo la necessità di una verifica ed appare determinato. Ieri intanto la Giunta ha approvato numerosi importanti provvedimenti. Cateno De Luca e i fantomatici contatti da Forza Italia. Il funambolico Cateno De Luca utilizza ogni cosa per lanciare le sue boutade nella politica siciliana. Eletto sindaco di Taormina, ha deciso adesso di usare la contingenza della morte di Berlusconi per inviare un segnale ad eventuali ed improbabili trasfughi di Forza Italia. De Luca asserisce di essere stato contattato da molti esponenti di quel partito che vorrebbero passare con lui e che lui per adesso si nega. Ovviamente la cosa non è credibile, serve solo a mantenere accesi i riflettori. Non si comprende però perché parte della classe politica siciliana di entrambi gli schieramenti gli dia ancora corda. Maresciallo Lombardo adesso si indaga per omicidio. Il maresciallo dei Carabinieri Antonino Lombardo, che aveva dato un importante contributo all'arresto di Totò Riina e continuava ad indagare sulla mafia, morì con un colpo di pistola sparato dentro la sua auto nel cortile della caserma il 4 marzo del 1995. Venne considerato un suicidio, adesso 28 anni dopo viene riaperta un'inchiesta per omicidio volontario. Ad escludere il suicidio sarebbero la traiettoria del proiettile, il colpo non esploso con la pistola di ordinanza del carabiniere e la lettera di addio che non sarebbe stata scritta di suo pugno. Quella norma superata ma ancora in vigore in Sicilia. Nel dicembre 2022 la Corte dei Conti siciliana decideva incredibilmente di sospendere la parifica di bilancio per il 2020 e sollevare la questione di legittimità costituzionale per l'articolo 7 del decreto legislativo 158/2019, con il quale, a seguito degli accordi Stato-Regione, si era stabilito che il disavanzo della Regione potesse essere ripianato in 10 annualità anziché in 3. Ieri la Giunta, per superare il problema che ancora blocca l'equilibrio dei bilanci, ha deciso di chiedere alla Commissione paritetica Stato-Regione di abrogare il suddetto articolo, prendendo atto che il Governo nazionale ha varato un'altra norma identica sulla materia su richiesta del presidente Schifani. Lo stretto per gli autotrasportatori costa la metà. La Giunta Schifani ha approvato ieri la proposta dell'assessore ai trasporti Alessandro Aricò di alzare i contributi per gli autotrasportatori che attraversano lo stretto di Messina dal 20 al 50% del costo dei biglietti per una spesa complessiva di 3 milioni di euro e di semplificare la procedura di rimborso. Obiettivo: ridurre il gap derivante dalla condizione di insularità. Vendemmia 2022, forte calo della produzione in Sicilia. Nel 2022 in Sicilia la vendemmia ha prodotto 3 milioni e mezzo di ettolitri, marcando una diminuzione di ben il 23,2% sull'anno precedente. Un calo così marcato era davvero inaspettato, in quanto si pensava che le torride temperature estive fossero state compensate dalle piogge del mese di agosto. A partire da questo dato negativo si guarda con apprensione alla vendemmia 2023, considerata l'instabilità climatica fin qui verificatesi. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.